Scrigno dei Nebrodi ha fatto tappa a Militello Rosmarino con la tradizionale pariddata militellese. Degustazioni, cultura e un'atmosfera unica per celebrare la ricchezza della nostra terra e la magia delle feste. La pariddata militellese è un piatto tipico siciliano a base di carne di suino, arricchito da verdure e spezie, un simbolo della convivialità e delle feste, che celebra il piacere di stare insieme intorno ad una tavola imbandita. Evento gratuito per vivere una serata di gusto, tradizioni e buona compagnia. Ai nostri microfoni l'assessore comunale di Militello Rosmarino, Sandra Loparo. Buonasera, grazie a te per essere qui questa sera a documentare questa serata. Stasera il protagonista della serata è un piatto tipico del nostro paese di Militello. In realtà è un piatto che effettivamente in inverno viene cucinato in tutti i paesi del circondario, però quello cucinato qui nel nostro paese ha una particolarità. Infatti viene cucinato con soltanto carne di maiale tagliata a pezzetti, lardo e cavoli o broccoletti. Invece nei paesi del circondario vengono usate anche le interiora, quindi perché non valorizzare questa nostra particolarità, questo piatto che comunque viene apprezzato da chiunque, viene cucinato da anni, cioè fin dai tempi antichi, nelle case anche dei nostri antenati, insomma da tempo immemore. Tutto questo all'interno del progetto Lo Scrigno dei Nebrodi, i prodotti tipici ambasciatori del territorio. Ma quanto sono importanti tali iniziative? Queste iniziative sono importantissime, soprattutto perché bisogna valorizzare questi prodotti tipici, che spesso sono prodotti di nicchia, prodotti comunque soltanto nel nostro territorio, e quindi c'è la necessità che questi prodotti vengano comunque fatti conoscere all'esterno, e quindi bisogna pubblicizzarli attraverso anche degli eventi dedicati come questa serata, che appunto si inserisce in questo percorso gastronomico, ecco, tra i paesi dell'Interland che confluiscono in questo progetto chiamato appunto Lo Scrigno dei Nebrodi. L'importanza della serata sottolineata dall'assessore Lucia Pirronello. Siamo all'inizio della serata dello Scrigno dei Nebrodi, una serata che mira a valorizzare quelli che sono i prodotti tipici di tutti i 9 comuni che facciamo parte, insomma, del nuovo distretto delle Rocche e della Valle del Rosmarino. A Militello Rosmarino abbiamo scelto la pariddata militellese, che è appunto il piatto tipico di questo luogo. Quanto è importante portare avanti quello che i vari comuni, i territori hanno di grande e di buono? È importante per il nostro territorio, specialmente nel territorio del Parco dei Nebrodi, valorizzare i prodotti tipici, perché sono quelli che, insomma, conservano le nostre tradizioni e mirano, insomma, a valorizzare ognuno dei nostri comuni, quindi è importantissimo. Quanti altri prodotti vedremo qui questa sera? Cosa vi sarà? Questa sera il piatto principale è soprattutto la pariddata, che è fatta appunto con il suino nero dei Nebrodi e dei broccoli, però c'è la possibilità di assaggiare altri piatti, quali per esempio il panino con la porchetta, con la salsiccia, altri prodotti, insomma, che i produttori locali hanno voluto mettere sulla tavola. Questo è solo un giorno, ma quale invito facciamo per tutti gli altri 364 giorni qui a Militello Rosmarino? Vi invitiamo qui a Militello Rosmarino perché è un borgo che si affaccia sul mare, ma è a 2 passi anche dalla montagna, quindi è un bel posto, insomma, per passare anche le vacanze estive. È comunque un luogo tranquillo ma pieno di tradizione. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Calogero Lorrè. Buonasera, grazie alla vostra presenza. Oggi un grande evento dedicato a un'eccellenza tipica del vostro comune. Sì, è tradizionale questo modo di utilizzare una materia prima, quale è quella appunto del suino, nel nostro comune, che si differenzia da tutte le altre tipologie simili di utilizzo di questa materia prima, e quindi abbiamo preferito puntare l'attenzione, essendo anche un periodo invernale, su una pietanza che ben si addice a questo mese di dicembre, di gennaio, quest'anno particolarmente freddo.
È importante valorizzare le eccellenze del proprio territorio affinché vengano sempre più conosciute ed apprezzate. Assolutamente sì, difatti colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto l'amico assessore regionale di Tamaio e l'onorevole Bernadette Grasso, che insieme hanno voluto valorizzare, hanno voluto dare un segno tangibile della sensibilità della politica regionale verso questi piccoli centri, soprattutto montani, che vivono e sopravvivono in particolare grazie alle tipicità, alla cultura, alla capacità di conservare e tramandare usi e costumi che altrimenti andrebbero persi. Quanti altri sapori vivremo questa sera, oltre alla parità? Ma questa sera le altre attività commerciali hanno voluto essere presenti e quindi potremo gustare dolci tipici della nostra tradizione e poi altre varietà di prodotti alimentari, giusto per poter garantire il soddisfacimento di gusti di tutti. Passata questa serata, quale invito facciamo a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia che ci stanno guardando? Ma l'invito è sicuramente quello di innanzitutto visitare tutti i Nebrodi, perché sono uno scrigno, come dice lo slogan di questa manifestazione, sono uno scrigno di cultura, di ricchezza, di tradizioni, di usi e di costumi che sicuramente arricchiscono il visitatore. E vi aspettiamo numerosi a Militello Rosmarino sicuramente per il 2 e 3 febbraio in occasione della festa del Santo Patrono San Biagio.